città e il suo mare, una passeggiata ciclopedonale che non è solo una passeggiata ciclopedonale, perché abbiamo riqualificato anche la viabilità retrostante, l'abbiamo sottratta ovviamente al traffico delle macchine, quindi dedicandola a chi si vuole godere una passeggiata sul lungomare. L'area sarà ancora ulteriormente qualificata con 3 postazioni sulle quali realizzeremo entro il 30 settembre di quest'anno 3 moduli che verranno poi affidati mediante gara a dei soggetti che vorranno aprire delle attività di somministrazione di cibi e bevande, ovvero di attività collegate alla nautica, quindi anche questo è un ulteriore elemento che la completerà. La passeggiata si dipana questo pezzo per circa 260 metri che continuano con altri 300 e passa e si ricongiunge alla pista ciclabile che passa a fianco al padiglione Nervi, che tra l'altro sarà oggetto a brevissimo di inaugurazione, non il padiglione, perché il padiglione c'è e non lo stiamo inaugurando noi, però diciamo tutto il parco circostante. È un'opera molto importante che ci ha visto molto mobilitati, è costata quasi 2.800.000 euro, un anno di lavori nonostante la pandemia. Devo ringraziare, e lo devo fare veramente di cuore, il mio ufficio tecnico, perché hanno lavorato come dei matti, anche in periodi non semplici. Dovevamo inaugurare questa passeggiata il 15 giugno e il 20 giugno, ma purtroppo come si dice, la madre degli idioti è sempre incinta. Qualcuno ha ben pensato di rubare le attrezzature di cantiere all'impresa Serlu, che ringrazio sia per la grande professionalità, la grande serietà e la grande disponibilità anche per portare a termine questo lavoro. Ultima cosa, ovviamente questo è un ulteriore pezzo che si raggiunge alla passeggiata dell'ammiragliato. Saluto l'ammiraglio Compiani qui, che ovviamente è il padrone di casa dell'area retrostante, che è un'area molto bella che tutti conoscono e che fondamentalmente completa o aggiunge un ulteriore tassello a quel percorso pedonale, ciclabile, comunque di passeggiata che costeggia tutto il lungomare dal porto di Via Roma, anzi partirà dalla Quarta Reggia fino ad arrivare praticamente unendo i 2 stagni, lo stagno di Sant'Agilla e lo stagno di Molentatis. Un altro pezzetto che regaliamo, doniamo con grande piacere e anche un pizzico di orgoglio, fatemelo dire, alla città, perché questa città sta sempre più decisamente, si sta sempre più girando. Prima era, come spesso dico, una città dolcemente abbracciata al suo castello ma che dava le spalle al mare, e adesso si sta girando e sta guardando il suo mare. La gente sta apprezzando questo, abbiamo cercato di fare un bel lavoro. Voglio ringraziare l'architetto Mario Casciu, che è il progettista, che ha lavorato con grande dedizione, con grande gusto e anche con grande capacità tecnica, perché si tratta veramente di un bel lavoro. Un'ultima raccomandazione a tutti noi: ci auguriamo vivamente che tutti la rispettino per quello che è, perché ovviamente molto spesso siamo di fronte a degli atteggiamenti disconsiderati che pensano che la cosa pubblica sia un qualcosa per cui divertirsi, di cui ci si deve divertire a demolirla. Quindi io vi ringrazio per essere venuti, una cerimonia molto sobria, molto rapida e come si conviene in questi periodi, però ci tenevamo. Ringrazio in particolar modo tutti quelli che sono intervenuti, il Presidente della Regione, il Sindaco, il Comandante del Porto, il Direttore Marittimo, e da questo momento in poi, insomma, al termine di queste brevi saluti, la passeggiata sarà aperta e speriamo che tutti se la possano godere. Grazie.